Col mister Adriano Vaccari una sconfitta preventivabile e avete cercato di limitare un po' il passivo, difficile quando ci si allena poco e comunque prestazione gagliarda perché tecnicamente c'era poco da fare, però ce l'avete messa tutta. Sì, purtroppo questa è una squadra dove riusciamo ad allenarci veramente poco, un peccato perché è una squadra molto giovane, fatta da ragazzine in prevalenza under 15 e 17, però ha delle potenzialità. Incontriamo delle squadre che sono tutte molto ben amalgamate, che fanno 3-4 allenamenti a settimana e per noi diventa un po' dura affrontare questo campionato. Comunque ci proviamo, cerchiamo di toglierci le nostre soddisfazioni, di migliorare dove si può e fare un'esperienza in più comunque. Ecco, in effetti sì, la squadra è molto giovane ma ci sono anche tanti talenti. Sì, ci sono delle ragazze veramente di talento perché ci sono sicuramente i due portieri, la Giorgia e la Licia, che sono i due portieri della nazionale della loro categoria. Abbiamo la Teresa che anche lei ha fatto un'esperienza in nazionale ed è in under 15. C'è comunque la Alicia De Stefano che ormai non è una novità, anche lei è una ragazzina di talento, e senza dimenticare anche le altre perché anche l'Ilaria è una ragazza che sta crescendo molto. E poi va bene, stasera abbiamo l'Alessia Villa che ormai non è più una giovanissima, diciamo, nonostante abbia poco più di 20 anni. E niente, cerchiamo di, purtroppo ripeto, il tempo per fare allenamento non c'è, cerchiamo di sfruttare queste partite, io spero di poter dare qualcosa in più a queste ragazze, un po' di motivazione, un po' di suggerimenti, speriamo di migliorarle comunque. Grazie mille.